Bene, 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 eccoci qua. Sul caricatore del computer. Bene, ragazzi, bentornati al vostro Bici Football. Siamo qui per puntare alla Divisione 4. Andiamo subito a cercare la prima partita. Abbiamo lasciato dall'ultima live con una vittoria sul Marsiglia per 2-0, che ci ha permesso di conquistare i primi 3 punti della Divisione 5. Adesso puntiamo, o almeno proviamo a puntare alla Divisione 4, provando a vedere se riusciamo a ingarrare qualche vittoria stasera. Vediamo un attimo se il sistema ci trova l'avversario. Avversario trovato, incredibile, dopo una vita praticamente. Perfetto, Milan-Napoli, dopo un attimo di pausa, siamo a San Siro, vediamo i nostri avversari che squadrone hanno. Raga, tra l'altro godiamoci, cercherò di godermi Kim il più possibile perché probabilmente saranno le sue ultime partite in maglia Napoli. Lo sappiamo tutti, poi una volta che sarà ufficiale eventualmente la sua cessione a chiunque squadra sia, probabilmente pare Bayern Monaco, dovrò venderlo anche io e per il momento il sostituto che cominciamo a far giocare, tra l'altro perché Rachmani non è in forma, è proprio Ostigard, che a me piace tantissimo. Intanto qua si è fatto partire perché ovviamente è scaduto il tempo perché siamo dei coglioni incredibili. Più che altro ho perso tempo prima. Comunque, vediamo. Milan-Napoli, ci siamo, prima partita di questa live. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico. Si parte. E non ci resta che assistere insieme a questi cazzo, non ho cambiato la connessione, io un deficiente sono, vabbè. Giannino comunque recupera palla per Kim, Meret. Facciamo girare la palla verso Ostigard che cambia subito. Perdiamo palla, attenzione, Giannino deve recuperare, prova a chiudere Ostigard, riesce a chiudere su su Griezmann. Bene così. Abbiamo cominciato un po' a singhiozzo. Attenzione, Griezmann, cross in mezzo, c'è il maestro. Prova a metterla fuori e ovviamente io la connessione sta facendo cilecca. Tantissima PlayStation. Meret, rilancio lungo verso Osimhen che stacca verso Anghissà che la dà di prima al Chucky Lozano e il Chucky corre, la dà subito ad Osimhen, un po' lunga e Koundé, attenzione, recupera palla Osimhen, prova a darla a Kvaratskhelia, gran recupero di Ostigard, la dà Kvara, e dentro subito di prima per Osimhen, era stata una gran giocata di Kvaratskhelia. Mario Rui recupera subito palla ancora per Osimhen che si gira dalla parte giusta, la dà al Chucky Lozano che entra in aria, la parata del portiere, nonostante il lag pazzesco, abbiamo provato a tirare lo stesso. Sommer ha detto no. Zielinski, palla verso Osimhen che prova a staccare, non riesce. Lobotka, dribbling di Lobo, attenzione, prova a metterla dentro per Mario Rui, niente da fare. Intanto Anghissà intercetta una gran palla, poi palla per Kim, che la dà Lobotka di prima a Mario Rui, dentro per Zielinski, cambia tutto per il Chucky che prova ancora a tirare, la parata di Sommer ancora, sempre sul Chucky Lozano, e poi Kvaratskhelia prova a mettere in mezzo, stoppato dal difensore, recupera palla Kim, attenzione Zielinski, prova ad arrivare al tiro, non ci è riuscito. Kim, palla per Mario Rui, grandissima azione manovrata, arriva Anghissà, palla fuori di un nulla. Una palla servita forte e tesa, può sorprendere stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Zielinski su Koundé, recuperiamo palla, Lobotka, prova ad andare da Osimhen, niente da fare, però recupera palla Zielinski per Osimhen, fallo su Osi, calcio di punizione per noi. Mario Rui, in realtà vedi anche Kvaratskhelia, prova a dargliela, anticipo di Koundé, palla troppo banale, grande recupero di Kim vede Kvaratskhelia, prova a dargliela e la appoggia a Mario Rui, prova a ridargliela,
sbatte sul difensore. Contropiede del Milan, fermato subito da Kim, e poi Lobotka la restituisce a Meret, che va dall'altro lato verso il capitano Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo vede Osimhen, palla forse un po' pretenziosa del capitano. Attenzione Ostigard, ancora calcio d'angolo per il Milan. Ostigard si sta comportando abbastanza bene per il momento. Stiamo facendo fare le ossa per sostituire Kim, almeno finché non arriverà eventualmente un altro difensore, anche se a me Ostigard piace parecchio. Intanto qua riusciamo a chiudere il Milan. Attenzione, colpo di lag, doppio colpo di lag, ma il maestro mette fuori fortunatamente. E poi il tiro di Marquinhos, fortunatamente alto sopra la traversa. Meret prova ad andare lungo verso Victor Osimhen, che appoggia verso Zielinski, che la dà a Kvaratskhelia, palla corta, riparte il Milan. Attenzione Chiesa, Kim prova a chiudere su Chiesa e la dà a Meret, che questa volta prova ad andare da Ciuchi Lozano, che è solo, appoggia verso Anghissà. Cazzo, palla per Zielu, la perde. Io sto laggando come la merda, perché sto in wifi, porco dio, continua a laggare. Attenzione, Osimhen senza fallo, recuperano la palla. Mario Rui, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, fermato senza fallo ancora secondo l'arbitro, incredibile. Io come fanno a non essere fallo? Recupera palla Di Lorenzo, che adesso prova a far partire il Ciuchi sulla fascia. Lozano prova ad andarsene. Lozano, arriva al cross, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Zielinski prova ad andare ancora una volta da Osimhen, esce Sommer, poi Kvaratskhelia dentro ancora per Zielinski, stop assurdamente macchinoso. Poi recuperiamo subito palla con Zielinski, palla per il Ciuchi Lozano dentro per Anghissà, che prova a imbucare per Osimhen, niente da fare. Attenzione Kim, svetta Kim, Anghissà recupera palla, se la fa soffiare, ma poi arriva Zielinski, palla per Kvaratskhelia che entra in area, Kvara, fermato da Lucas Hernandez. Anghissà, devo cambiare questa connessione, vabbè. Lobotka, riperdiamo palla, arriva Di Lorenzo, palla per Lozano, Griezmann, attenzione, riparte il Milan, niente da fare, attenzione Kim, proviamo a chiude Lobotka, che poi recupera anche palla e la dà ad Anghissà, che prova a imbucare per Osimhen, arriva Osimhen, fallaccio su Osimhen. Questo è rosso. Il rigore ed è rosso, cioè non è rigore, però è rosso. Espulsione di Rudiger, ma vabbè. Il maestro prova al maestro, mamma mia. Mamma mia, Mario Rui. Mamma mia, Mario Rui. Diventa una scelta individuale del giocatore. Tanto giochiamo con un uomo in meno. Un uomo in meno, un uomo in più. Non sto capendo niente perché devo cambiare connessione, che non sto capendo niente. Vabbè, continua a laggare come la merda, Dio cane. Allora, ripartiamo questo secondo tempo, ragazzi. In primo tempo ho andato a colpi di lag, calma fa, però abbiamo cambiato connessione, dovrebbe andare tutto bene adesso. Zielinski, palla per Mario Rui, appoggia per Kvaratskhelia che crossa, malissimo, e palla sul fondo. Sommer prova il rilancio, attenzione, Anghissà prova ad andare a aspettare su Griezmann, ci riesce, e poi Osimhen largo per il Ciuchi Lozano che la dà subito ad Anghissà, che gliela riappoggia al Ciuchi che crossa in mezzo, arriva Osimhen, azione manovrata spettacolare, e Osimhen incorna alla grande nell'angolino.
Grande azione, ragazzi, grande azione. La difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato Prova a reagire il Milan, attenzione. Ostigard, anticipo pazzesco, bravissimo. E poi Anghissa allarga per Lozano, anticipato da Lucas Hernandez. Ma ha funzionato a meraviglia. abbiamo preso palla. Di Lorenzo, palla per Anghissa, la dà al Ciuchi Lozano che prova a dribblare, perde palla. Perdiamo il possesso. Prova adesso a ripartire il Milan. Kvaratskhelia recupera palla, Zielinski, Osimhen dentro per Kvaratskhelia, dribbling, no! Ci divoriamo, un'opportunità pazzesca. Un'opportunità pazzesca, ragazzi. Attenzione Zielinski, proviamo adesso a chiudere subito il contropiede del Milan. Attenzione, provano ad andare a Ostergaard, deve chiudere su Messi, non ci riesce Griezmann. C'è Giannino, recuperiamo palla, grande, bravissimo Ostergaard qui. E poi Lozano per Anghissa, si scambiano palla, attenzione, corre il Ciuchi, prova ad andarsene, si allunga la palla, male, e la perdiamo. Attenzione Zielinski, fantastico, Osimhen, provato subito dalla distanza. Ancora Zielinski, fase un po' confusa, ma riusciamo qui a gestirla bene. Zielinski poi la dà a Giannino Di Lorenzo, fermato da Lucas Hernandez, poi Lozano la stoppa, la stava per perdere, la dà a Lobotka che crossa verso Osimhen che prova al volo. Niente da fare, niente da fare. Una fase un po' confusa della partita, con Sommer che adesso va verso Lucas Hernandez, niente da fare. Theo Hernandez si va per Griezmann, proviamo a recuperare palla a centrocampo, non ci riusciamo. Chiesa in buca per Messi, deve chiudere Kim, non riesce. Attenzione Kim adesso ancora, sta andando un po' a spasso Kim, ma recupera palla alla grande e poi appoggia per Anghissa, palla per Zielinski che gira per Kvaratskhelia che cambia tutto verso il Ciuchi Lozano, palla lunga e il Ciuchi non ci arriva. Buona idea, ma passaggio abbastanza lungo di Kvaratskhelia. Provano sempre a partire dal basso nonostante l'uomo in meno. Ci riescono. Attenzione Kim su Griezmann, fantastico, però poi riperde palla, peccato. Abbiamo recuperato una gran palla e poi Anghissa, bravissimo Anghissa. Ciuchi Lozano, niente da fare. Ostigard, grande anticipo di Ostigard, poi Di Lorenzo, Anghissa, palla per Ciuchi Lozano che la riappoggia a Di Lorenzo che se la fa soffiare da Lucas Hernandez. Attenzione Ostigard su Griezmann, riesce a fermarlo un po' con le cattive senza fallo fortunatamente. Anghissa fa correre il Ciuchi che dribbla Lucas Hernandez e si becca il cartellino giallo, amici, si becca il cartellino giallo. Facciamo qualche sostituzione, vediamo se riusciamo a fare entrare un po' di forze fresche. C'ho un Raspadori e un Napolitano on fire e vi dirò, li faccio entrare entrambi, perché secondo me possono dare un po' una scossa. Il Ciolito questa volta si ferma in panca e poi faccio uscire, no Lobo no perché Anghissa, faccio uscire Zielo, fuori Zielo e faccio entrare un poco Elif Elmas. E bene così, avanti Napoli. Sostituiamo 2/3 dell'attacco e un centrocampista, mettere un po' di freschezza e un po' di esplosività. Vediamo se il nostro amico Jack Raspadori insieme a Politano riescono a mettere a sicuro la partita. Certo è sempre un po' un rischio togliere Osimhen, ma ci può stare. Attenzione, Elmas allarga verso Kvaratskhelia che rientra. Kvaratskhelia, la parata di Sommer, palla un po' debole di Kvara. Proviamo a recuperare palla, ma il Milan prova a ripartire. Attenzione Di Lorenzo subito dentro per Politano, se ne va Politano arriva al cross, c'è Giacomino, Raspadori, niente da fare, peccato. Ostigard poi prova a chiudere su Griezmann, che questa volta se ne va, ma Ostigard si incaponisce, alla fine riesce a recuperare palla, almeno a sporcare, e Lobotka la lascia a
Meret che va lungo verso Raspadori, anticipato da Lucas Hernandez. Attenzione Raspadori, adesso proviamo il pressing alto. Mario Rui, recuperiamo palla e palla per Krejcia Kvaratskhelia che prova a correre sulla fascia. Se ne va Kvara, attenzione Kvara sulla fascia. Dribbling non riuscito. Incredibile. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Kim, attenzione, c'è Lobotka che prova a chiudere. Fantastica chiusura di Lobotka che adesso se ne va. Grande palla per Elmas. Elmas ci mette un po' troppo a pensare cosa fare e perde palla. Attenzione di Lorenzo. Di Lorenzo perde palla. Attenzione Mario Rui, gran recupero. Non hanno tutto il tempo del mondo. Elmas. Kvaratskhelia prova a cambiare verso Anghissà che si fa anticipare malamente. Attenzione, ma il maestro recupera palla e poi di esterno prova ad andare da Politano. Palla un po' pretenziosa. Mario Rui recupera di nuovo palla. Lobotka, no, che cazzo, ma perché ci ho messo 6 ore? Meno male, mamma mia. Meret rilancia lungo verso Raspadori che riesce a fare la sponda verso Anghissà, niente da fare. Poi Lobotka, palla per Politano che la dà ad Anghissà che prova a smistarla subito per Raspadori. La palla arriva a Sommer, ma la partita penso sia finita e con un po' di fatica ci portiamo a casa la vittoria per 1-0 contro il Milan, dove abbiamo comunque dominato.